l'ultima microsessione più focalizzata sul restauro e la conservazione, e quindi chiamo al tavolo Simonetta Capetta. Simonetta Capetta è dottoressa in restauro e conservazione dei beni culturali nel settore dipinti su tela e tavola, arredi e sculture lignee policrome. Si è specializzata nel restauro di manufatti lignei asiatici, con particolare interesse nella conservazione delle lacche giapponesi. È docente a contratto presso l'Università degli Studi di Urbino per l'insegnamento di storia delle tecniche artistiche e insegna presso la Scuola di Restauro di Botticino. È anche fondatrice di Ushi Lab, un progetto per la divulgazione proprio di metodi e strumenti legati alla tecnica della lacca, anche attraverso corsi di formazione. Simonetta, insieme a me, presenta oggi l'intervento sulla portantina del Museo d'Arte Orientale, che tornerà in esposizione a gennaio. E naturalmente questo non è il primo restauro cui la portantina è stata sottoposta. C'è stato questo lunghissimo, importante restauro tra l'89 e il 93 diretto da Fiorella Spadavecchia, ma naturalmente il tempo passa inesorabile, ovviamente, e purtroppo queste opere hanno necessità di manutenzione. Porto via pochissimo tempo a Simonetta e lascio scorrere per lo più le immagini, proprio per questioni di tempo. Abbiamo delle descrizioni di questi manufatti, una descrizione di questi manufatti abbastanza importante e analitica nel testo di Morizada Manco, che alla metà dell'Ottocento appunto descrive questi mezzi di trasporto, diremo oggi, e in specifico la portantina del Museo d'Arte Orientale è una portantina appunto realizzata per eventi e cerimonie, come ad esempio i matrimoni. Brevemente appunto alcune suggestioni iconografiche tratte da un emakimono del Tokyo National Museum e anche appunto un'immagine parodistica di Elzan. Naturalmente queste portantine non erano affatto sollevate da delle dame, bensì appunto da portatori. Qui altre immagini appunto della portantina che è decorata appunto con questo motivo, vedete, del Sayagata, e sul quale spiccano poi i mon, il kiri adeacho, cioè il mon di paulonia in forma di farfalla. Le tecniche, appunto l'oro crea questa decorazione con i ramacchier, ma naturalmente poi vi è anche la presenza importante delle parti metalliche, vedete, anche queste realizzate con estrema cura. Questi sono alcuni dettagli appunto di questa decorazione a uova di pesce. L'interno straordinario mostra appunto questo tetto rivestito di carta dorata e dipinta con queste essenze floreali, quindi un campionario esteso, e sul fondo della portantina c'è questa immagine che allude probabilmente all'Oroi, al paradiso degli immortali, appunto con questo pino, il mandarino, simbolo di immortalità, le tartarughe dalla lunga coda, il bambù e le gru, tutti appunto simboli dell'immortalità che ben si sposano appunto con questa raffigurazione. Qui vedete alcune immagini delle analisi a infrarosso sulle quali non ci sarà tempo di soffermarsi, ma insomma è stata portata avanti una campagna diagnostica importante. Qui sono altre immagini invece degli altri lati della portantina stessa, con appunto queste decorazioni di crisantemi, di fiori di ciliegio e del pruno con l'usignolo, e appunto il ponte che allude, come raccontava prima Donatella Failla, a questi componimenti poetici, in particolare Lise Monogatari.
Queste sono appunto immagini storiche della Portantina, le abbiamo intraviste anche nella presentazione, abbiamo intravisto anche altre collocazioni nella presentazione di Fiorella, e veniamo dunque al restauro vero e proprio. Prego. Sì, allora qui un accenno veloce, diciamo, a quella che è stata la storia conservativa della Portantina, perlomeno quella che conosciamo grazie appunto alla documentazione che c'è pervenuta. Infatti è stata fatta anche una piccola pubblicazione relativa al restauro della Portantina. Non mi soffermo su questa parte perché appunto il tempo a nostra disposizione è veramente poco, ed entro un po' nel merito invece dell'intervento che ho seguito direttamente all'incirca 1 anno e mezzo fa del restauro della Portantina. Io sono stata coordinatrice di un gruppo più ampio, in quanto la Portantina, essendo un oggetto polimaterico, richiede anche l'intervento di diverse professionalità che operano nel campo del restauro. Quindi ho potuto lavorare insieme a colleghe che si sono occupate del restauro dei tessili, del restauro dei supporti cartacei e del restauro invece delle parti metalliche. Io in questo intervento vi parlerò solo del restauro delle lacche, del quale mi sono occupata personalmente, e di un approccio al restauro che segue una tipologia di intervento secondo la tecnica giapponese. Per fare una breve introduzione ma molto veloce, l'occasione di restauro è sempre un'occasione, il restauro, per poter effettuare tutta una serie di studi, di cui la campagna diagnostica è un po', diciamo, l'elemento che poi dà il là a tutta una serie di scelte anche operative perché ci dà informazioni relative sia alla tecnica esecutiva ma soprattutto anche allo stato di degrado nel quale l'oggetto si trova. Non vi descrivo le varie analisi, ho messo solo una slide per farvi vedere che comunque è stata fatta una campagna piuttosto attenta. Per quel che riguarda la tecnica esecutiva della Portantina, alcune informazioni sono arrivate proprio anche grazie, diciamo, al cattivo stato conservativo dell'oggetto, in quanto appunto alcune aree anche di preparazione erano direttamente visibili. La Portantina è realizzata in legno e diciamo che la struttura principale dell'abitacolo è costituita da una pannellatura. Questa pannellatura, che è realizzata con delle tavole di uno spessore di circa 10 cm, affiancate le une alle altre, poi tenute insieme da dei cavicchi di legno, realizza anche una struttura molto leggera che comunque ha una sua elasticità, che è data anche proprio dalla funzione della Portantina stessa in quanto oggetto di trasporto. Nel caso di questa pannellatura, il legno, abbiamo fatto le analisi, è risultato essere di cipresso inocuo. Invece il legno dell'importante staffa, che è lunga all'incirca 4,70 m, è legno di abete, e i masselli appunto sono molto più corposi, in quel caso non si parla di una pannellatura. Per quel che riguarda gli stati di preparazione, già osservandola direttamente si è identificata la presenza di una preparazione con la Nikawa, e poi addizionando le diverse polveri che si utilizzano in questa tecnica. Probabilmente abbiamo potuto riscontrare la presenza di 2 fasi di preparazione, una con ginocco e una con tonoco. La colla Nikawa è una colla di origine animale che viene proprio usata nella tradizione della tecnica della laccatura giapponese. Per quel che riguarda invece la decorazione, abbiamo una lacca nera, quindi una Roiro-Nuri, su cui, che è una lacca appunto molto lucida, che rende delle superfici specchianti, su cui è stata poi stesa invece nelle sole zone che poi dovevano accogliere la decorazione dorata della lacca bengala. Questa è un po' la tecnica descritta, l'oro viene poi cosparso sulla superficie, cade e si adagia proprio solo in quelle zone dove la lacca rossa è stata posta. Qui appunto questa informazione l'abbiamo avuta anche a causa dello stato di conservazione di una parte della decorazione della Portantina. Qui vediamo un'importante abrasione nella zona del tettuccio che evidenzia il colore rosso della lacca sottostante.
Questa è un'immagine ad ingrandimento dove appunto vediamo sempre la decorazione a macchie e lo stato di usura delle superfici. Questa usura probabilmente è conseguente anche tutta un'azione di manutenzione che negli anni si è svolta, dove appunto pulendo queste superfici, ed era abbastanza significativo che fosse presente sul tettuccio, questa azione ha poi creato queste aree di perdita di decorazione. Altre problematiche sempre imputabili a interventi precedenti erano dovuti anche all'inserimento per fermare alcuni elementi della portantina. La portantina all'interno ha banalmente un grande maniglione in lacca che serviva alla dama per tenersi durante il trasporto, e questo maniglione era stato ancorato poi con delle grosse viti di una lunghezza di 6 cm che quindi avevano irrigidito un po' le pareti della portantina, e dalle quali spesso partivano le fenditure che interessavano. Come vedete qui c'è una fenditura verticale su una delle pareti della portantina, e quindi questa era un'altra tipologia di degrado che abbiamo riscontrato. Altre problematiche erano presenti sui metalli. I metalli infatti erano stati interessati da un intervento di protezione e fibitura realizzato con una resina sintetica. Qui possiamo vedere un'immagine all'UV dove questa resina dal colore bluastro spicca in maniera abbastanza evidente. Oltre a questo, questa resina era stata stesa in maniera un po' disomogenea per alcune zone, con degli accumuli, aree magari dove si era appunto depositata di più, e alcune placche invece erano state risparmiate da questo tipo di intervento, quindi ci si trovava di fronte a una situazione piuttosto varia. Questa è la parte di sotto della portantina, dove un'altra problematica legata sempre agli interventi precedenti mostrava la presenza di una resina sintetica. Questa sulla destra è sempre un'immagine all'UV, non è una grande immagine, l'ho fatta io banalmente mentre lavoravo, però già ci identifica quanto fosse diffusa la presenza di questa resina, che era stata stesa anche un po' a fermatura di tutti i sollevamenti che la portantina presentava sul fondo. Questo quadrato, diciamo che è un quadrato già di pulitura, di prove di rimozione di questa resina. La resina inoltre era anche stata pigmentata, perché comunque avevano necessità di ricreare una situazione un po' omogenea. Altra problematica del fondo della portantina e anche della parte interna era dovuta poi alla preparazione degli strati, in quanto era presente una carta. Questa carta, a seguito delle variazioni termoigrometriche, si è nel tempo staccata dal supporto ligneo e quindi aveva creato delle sbollature un po' ovunque sulla superficie laccata. Altri degradi erano dovuti alla caduta di porzioni sia di preparazione che di lacca vera e propria. Questa è una zona della staffa dove vediamo un'importante caduta che ci evidenzia la preparazione sottostante, e la staffa era anche in condizioni conservative precarie, proprio anche dovuto alla sua natura di elemento di trasporto, che quindi sfrega anche in maniera evidente durante la movimentazione. E qui vi ho messo un'immagine dove si vede, queste erano due delle placche presenti sulla portantina che non erano ben adese perché un po' mancavano i chiodi, oppure i chiodi erano stati sostituiti. Quando sono state sollevate queste placche abbiamo evidenziato come ci fossero dei grossi depositi di polvere al di sotto di queste placche. Questi depositi di polvere, come sappiamo, la polvere ha una caratteristica anche di trattenere l'umidità e quindi avrebbe potuto generare nel tempo ulteriori problematiche sulle superfici laccate. Inoltre queste placche in alcuni casi, a seguito di quell'intervento del quale vi parlavo prima sui metalli, avevano lasciato depositare questa resina, questa vernice al di sopra della lacca, perché le placche sono forate e quindi al di sotto, mentre si pennella facilmente, questa vernice è potuta passare. Quindi avevamo queste problematiche di questo tipo, motivo per il quale si è scelto di smontare tutte le placche della portantina. Queste placche, per poterle smontare, appunto, si è posta molta attenzione, ma soprattutto è stato necessario creare dei pannelli con l'immagine della portantina a grandezza naturale, dove poter andare a riporre le placche che venivano di volta in volta rimosse. Quindi le
placche con i chiodi venivano posizionati nella stessa posizione presenti sulla foto e poi sono state ricollocate sulla portantina. Qui ad esempio vediamo un'immagine del tettuccio con le placche rimosse e tutto lo sporco che era presente al di sotto di queste placche. Oltre a questi depositi di polvere e ai depositi appunto di tipo incoerente, si è fatta un primo approccio alla pulitura, è stato quello di utilizzare i solventi apolari, che sono quelli che vengono suggeriti per la pulitura delle lacche. Tuttavia non era sufficiente la pulitura, diciamo, con questi solventi a rimuovere degli sporchi invece un po' più coerenti che erano un po' entrati maggiormente nelle superfici laccate. Si è fatto allora uno studio per poter apporre un po' di umidità sulla superficie che non andasse a creare delle problematiche e ci si è diretti un po' diciamo verso una pulitura con un gel rigido, nella fattispecie una pulitura con gel di agar. Queste sono tutte le prove di gel che sono state realizzate. Per quale motivo? Perché la superficie della lacca, nel momento in cui ne abbiamo misurato il pH, presentava un pH molto acido, eravamo intorno al 3% di pH e quindi insomma diciamo che l'agar in ambiente così fortemente acido ha delle problematiche proprio di tenuta della struttura, diciamo che il nostro panetto di gel rigido non era compatto e quindi si è dovuto arrivare a un pH del 3,5% per poter addensare in maniera diciamo sufficientemente adeguata questo gel. Questa era una prima prova di pulitura con il gel di agar che comunque dava dei risultati soddisfacenti. Questa invece è un'operazione successiva dove si è scelto, anche per questioni legate comunque a poter velocizzare alcune tempistiche e sfruttare anche le caratteristiche fisico-meccaniche che può avere l'agar spray, si è fatta comunque una prima sperimentazione per poter effettuare questo tipo di pulitura sulla lacca della portantina. Naturalmente con l'accortezza prima di idrofobizzare la superficie della lacca prima di apporre questo gel sull'oggetto. Qui c'è un piccolo video in cui si vede un po', è un po' velocizzato per non prendere troppo tempo, si vede un po' come si effettuava questo tipo di intervento. Qui sto misurando la temperatura con un termometro a raggi infrarossi dell'agar perché dovevo essere sicura che la temperatura dell'agar una volta posto sull'oggetto fosse in un range accettabile, qui comunque eravamo sui 36 gradi, quindi era una temperatura buona. E qui appunto procedo tutto con l'applicazione di questo agar spray. Vedete come l'agar, avendo queste caratteristiche anche così di impatto sulla superficie, poi crea anche anche una funzione di pulitura che è insita proprio in questa sua caratteristica, più di quello che si può fare con un gel di agar normale. E questa è la rimozione che avviene in maniera molto, molto semplice del gel di agar. Invece per quel che riguarda gli incollaggi di tutte le parti sollevate della portantina, si è effettuato un tipo di incollaggio con la tecnica del Norio-Rushi. Il Norio-Rushi è una lacca, è un adesivo che è costituito della polvere di riso, la Joshinko, che viene addizionata a dell'acqua fatta cuocere per lungo tempo e poi si unisce insieme alla Furushi, la lacca grezza. E questa colla ha un potere veramente forte. Qui vedete ad esempio io spesso utilizzo dei magneti per poter lavorare e poter garantire l'adesione delle scaglie. In questo caso appunto ci sono dei magneti al di sopra del tettuccio e dei magneti al di sotto che mi garantiscono l'ancoraggio in tutto il tempo necessario per l'incollaggio. E nel caso invece del fondo della portantina, come vi dicevo, erano presenti le carte e lì non ho impiegato la Norio-Rushi, ma ho veicolato della colla Nikawa al di sotto dei supporti cartacei, perché comunque il mio interesse era quello di far riaderire la carta
al supporto ligneo e non avevo la problematica legata alle lacche. Per la ricostruzione invece delle lacune mi sono fermata a un discorso, diciamo, di protezione dei bordi, e quindi sono intervenuta con il Savio Rusci, ovvero una polvere di argilla che viene impastata con dell'acqua, poi sempre addizionata ai più rusci, e ho fatto un sistema di salvabordo. Qui ad esempio vediamo questo sistema che viene realizzato nel caso di una lacuna presente sulla staffa. Questa invece è una ricostruzione di una porzione del fondo della portantina dove erano presenti evidenti deformazioni, e quindi c'erano delle tessture importanti. Anche qui ho usato, prima ho messo all'interno del legno, ho usato il Savio Rusci. E poi questa invece è la ricostruzione di una lacuna, in questo caso nel fondo della portantina, usando Savio Rusci. Qui la problematica era anche un po' di ricostruzione del legno, perché comunque il legno era stato interessato da un attacco di insetti xilofagi, quindi ho effettuato un intervento un po' più importante. Finito, diciamo, tutta questa tipologia di intervento, il fatto che sul tettuccio fossero presenti comunque delle problematiche dovute anche a queste mancanze nella tecnica del macchiere dovute alle abrasioni, mi ha mossa un po' in direzione di pensare di fare un consolidamento delle lacche. Ho così attuato quella che viene chiamata la tecnica dell'urushi katame, ovvero dell'impiego di urushi solubilizzato in un solvente idrocarburico, steso sulla superficie della lacca e poi rimosso una volta evaporato il solvente con dei tessuti. A questo punto ho dovuto creare la mia camera umida, ho messo la portantina al di sotto di un sistema fatto con dei teli di plastica, con degli stracci, e l'ho lasciata lì una quindicina di giorni. Naturalmente l'umidità non era molto alta, eravamo intorno al 70%, ma le tempistiche lunghe mi hanno comunque consentito di avere un buon risultato. Vi ho messo qui un'immagine della portantina finale e niente, vi ringrazio per l'attenzione.